Eder. Mac. Pallister. Eccoci, buongiorno, Eder. Saluti a voi tutti. Adesso ci siamo veramente. Ed il cerchio si stringe. La pista aggressione sessuale sta prendendo più forza. Ed altri aspetti, occorsi tra il 13 e il 14, diventano più chiari e trovano adesso una logica. Ed è grazie al tuo canale vi proponiamo in anteprima gli ultimi sviluppi. Non possiamo essere più specifici perché sono in corso indagini. Nonostante ciò, il diritto di cronaca ci permette di parlarne in modo trasversale. Come da titolo, ci si concentra definitivamente sul Parco San Giovanni e sulle strutture sociosanitarie dentro, in particolare di tipo mentale. Qui ci fermiamo. I due uomini hanno tentato l'approccio sessuale e finito male su Lilly la mattina del 14. Adesso però ripercorriamo i 2 giorni del 13 e 14 per capire come si è sviluppato l'imbuto mentale ed emotivo che ha portato Lilly in quel posto alle ore 9 del mattino del 14. Per fare ciò partiremo dalla telefonata del 13 avuta con Claudio. Tutto parte lì, signori, e spiegheremo bene cosa accade. Lilly era amica speciale di Claudio e lui era per lei tale. Oltre 1000 messaggi. Una cosa seria sì, ma arrivati alla settimana del trasferimento da Claudio giorno 19 Lilly mostra perplessità e non si dichiara pronta. Aveva intanto il 13 lasciato definitivamente Sebastiano dopo una furiosa litigata, riposto la fede, con Lana. Non voleva stare più con l'uomo, ma non sentiva di convivere con Claudio che la voleva pure in sposa. Il 13 con una telefonata di circa 16 minuti, i due incrinano il rapporto. Claudio si era fissato, ma lei no. Lilly entra qui in un imbuto mentale e emotivo e comincia a star male. Piangerà la notte del 13. La mattina del 14 ore 8:22 Claudio torna alla carica e chiede: verrai oggi come ogni martedì? Lei dirà: vado alla Wind, poi ti racconto. Erano bugie di comodo perché non vuole andare più da lui. Claudio non racconta tutto, perché potrebbe tornare suo danno. Ciò adesso è chiaro. Lilly entra in uno stato mentale di buio emotivo e stacca da Claudio. Non solo, cancella la telefonata sul cellulare del suo numero. Questa è la prova della fine del rapporto, ma aveva anche lasciato Sebastiano il giorno prima. Bene, adesso seguiteci bene. Lilly aveva saputo di un incontro ogni martedì all'interno del parco in delle strutture sociomentali sanitarie, di recupero emotivo, per cui decide di andarci perché ha bisogno di aiuto e sfogarsi. Per questo motivo lascia dietro sé la quotidianità, ovvero i telefoni. Non vuole essere disturbata e non chiamerà nessuno. Ha lasciato i suoi uomini, mi seguite. Non serve niente, ma solo mascherina e green, che poi le tolgono per ovvi motivi. Non c'è bisogno nemmeno di denaro o documenti, nulla se non la persona, la sua presenza e la sua mente. Si dirige quindi lì, dopo il gettito della spazzatura. Nessun dubbio, secondo la procura. La donna sulla San Cilino è su Gioberti e Lilly, sicché da lì, come già detto, entrerà nel parco. Sulle suole di scarpa già la priva si dirige verso la zona ex distante, poco dal ritrovo. Lì interagisce con persone presenti, sia come sanitari che come socioeducatori, anche pazienti. Una realtà che aiuta mentalmente i soggetti in difficoltà. Il primo incontro viene sempre in separato luogo e sarà lì che accadrà l'aggressione. Vogliamo essere più specifici sulla mesalazzina e sugli slip,
poi sulle lesività e sulla bottiglietta. La mesazzina non viene appresa con il contatto per terra nella stanza, ma piuttosto durante il primo approccio sessuale con il bacio. Lì il terzo, che soffre di problemi intestinali o morbo di Crohn, trasmette. Poi ci sarà il tentativo di stupro con la presenza di DNA maschile sugli slip. Lily si difende ed arriva un altro uomo. Sulle unghie si trovano 2 DNA maschili. Questa la prova. Solo dopo cadrà per terra sbattendo la tempia. Non verrà soccorsa e va in arresto respiratorio morendo con le mani che si toccano il cuore. Questa è la dinamica. Sono 2 uomini lì ad aggredire Lily. Ma adesso vedremo cosa accade dopo e perché non si disfanno. I 2 uomini prendono tempo, nascondono il corpo lì. Avendo accesso a qualche cella mortuaria in seminterrato, da lì seguono TV, Facebook, YouTube. Capiscono che chiudono il caso per suicidio e si pensa al marito. Sebastiano, intanto, ben sa di essere stato lasciato già il 13 e per questo non si scompone. Claudio non dice nulla sul 13. I terzi capiscono che possono approfittare e non c'è bisogno di far altro che attendere ancora qualche giorno. A fine dicembre è chiaro. E suicidio per la procura. Tutti dubitano del marito. A quel punto decidono di far ritrovare il corpo, senza spostarsi poi di così tanto, meno di 2 chilometri. Quindi lo portano la notte del 4 e sarà trovato il 5 gennaio. Infatti per 3 anni il piano è anche riuscito, in fondo no, hanno avuto ragione, si pensa al marito, ovvero in subordine al suicidio. Bene, ma le prove contro loro ci sono. Mesalazina, DNA, maschile, su slip, lesività da aggressione, DNA sulle unghie finiti lì per difesa che ha frapposto Lily, ovviamente no. Andiamo ora sulla borsa e sul contenuto, per essere sicuri che si incolpasse altri. I terzi recuperano una bottiglietta con data scaduta, trovata nel seminterrato. Sul beccuccio DNA di un altro, poi tolgono il Green Pass che porterebbe al mondo sanitario, poi hanno bisogno qualcosa della casa di Sebby, usano le chiavi originali e le toccano, entrano in casa e prendono i sacchetti e parte del cordino. Fanno un errore, perché Sebastiano non toccava queste cose. Sopra ci sarà DNA maschile di altri. Le chiavi quindi non le mettono più in borsa, le ha maneggiate i 2 terzi, dopodiché coprono con i sacchetti piccoli e grandi la donna per il trasporto e per non disperdere i liquidi cadaverici, lasciano il corpo nel boschetto vicino. Perdono però un guanto quando escono. Quel guanto più grande copriva quello meno spesso che indossavano. Quello grande cadrà e cercheranno di riprenderlo proprio la mattina del 5, quando viene visto un uomo. Lì, questo, quindi quello che sta emergendo, capisco che alcuni non vogliono crederci. Si sono ostinati con il marito e con la storia della pensione o della reversibilità. Certo, Sebastiano ed il suo carattere non lo hanno aiutato, ma lui era stato già lasciato. Lily voleva divorziare ed è cosa provata. Risulta telematicamente. Per questo nutre poca emotività. Il 14 e sino ad oggi litigi ve n'erano stati. Lei non lo sopportava più. Lui inoltre frequentava altre come la donna sull'auto sua, ricordate. Aveva una sua vita da anni. Lily, quindi, è entrata in un buio mentale ed emotivo da cui poteva solo uscire in un modo: lasciare alle spalle i 2 uomini, farsi aiutare da gente specializzata. Non bastavano amiche ed amici, era riservata.
non gradiva ciò. Venne a sapere di incontri ogni martedì su tematiche del genere proprio dentro il parco. Il suo parco, e decise di tentare lì la soluzione. Questo lo stato mentale di Lily. Il 14 mattina. Ciò il motivo che la porta lì dopo le 9. Si tratterebbe quindi di un delitto di prossimità, di un approccio sessuale finito male e con l'intervento anche di un altro uomo durante il litigio. Tutto al riparo da occhi indiscreti e dentro le strutture sociosanitarie e mentali del parco. I due sono uomini di mezza età inoltrata, stessa età di Lily. Uno dei due farebbe uso di medicine per la cura intestinale. L'approccio è attestato dal DNA maschile di 2 uomini trovato sotto le unghie, come anche di uno solo sugli slip, insieme a tracce ematiche. Avete capito bene. Si crede che Lily si stesse cambiando. Ricordate il video di Eder sulla scarpa non slacciata bene di Lily? Ecco spiegato tutto. Perché è stata rivestita di pantalone e di scarpe, poi lasciata in una cella che ha determinato il rallentamento della decomposizione, favorendo il piano dei 2 uomini. Il resto porterà allo staging che ad oggi è perfettamente riuscito, non credete? Sì, ok. Ad oggi. Domani vedremo, un saluto! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.